Eccoci pronti, buonasera e ben ritrovati per la terza puntata di Campioni di Passione, la trasmissione dedicata alla Lega Calcio Friuli Collinare, un movimento che conta ben 9.000 tesserati e 300 associazioni. Oggi presenteremo in particolare una realtà, ma presenteremo anche il Centro Sportivo Educativo Nazionale, grazie alla presenza del Presidente regionale Giuliano Clinori. Buonasera, ben trovato. Buonasera, ciao. E poi presenteremo anche la cooperativa Premariaco, insomma sono un po' a casa questa sera, assieme ad Aldo Di Gaspero che è il fondatore ed ex presidente della squadra, il presidente attuale Giuseppe Saccavini. Buonasera. E uno dei giocatori più rappresentativi che è Stefano Braga. Buonasera. Partiamo però presentando l'Oxen, spiegando nel dettaglio ai telespettatori un po' in parole semplici anche cos'è un ente di promozione, ma anche nello specifico cos'è l'Oxen. Allora, partiamo dal CONI. Il CONI è diciamo, quello che regola l'ordinamento dello sport in Italia, il Comitato Olimpico Nazionale. Il CONI è composto dalle federazioni, che sono più o meno 54, e dagli enti di promozione, che sono 12. Mentre le federazioni si devono occupare della parte sportiva, prettamente sportiva, per portare gli atleti al massimo livelli, per rappresentare l'Italia nel mondo, alle Olimpiadi o in vari campionati nazionali, gli enti di promozione si occupano più della parte amatoriale, cioè lo sport inteso come sport per tutti, benessere fisico, all'interno c'è anche l'attività agonistica. In questo caso, tra i 12 enti che ci sono in Italia, l'Oxen è il primo ente in Italia con 2 milioni di tesserati, il primo anche in Friuli. Avete appena detto voi la Lega Calcio che fa parte dell'ente con ben 9.000 tesserati, ma pensate che solo in Friuli sono 45.000 tesserati. E quindi grande, mentre la Lega ormai è autonoma anche perché è un movimento storico, è anche un esempio, ho sempre detto che lo porto anche a livello nazionale come esempio di funzionalità ed efficienza e di correttezza sportiva, di etica sportiva. Negli altri settori abbiamo in grossa crescita la ginnastica con i campionati regionali, le arti marziali, anche lì c'è un campionato regionale completo. Molto sentito è il settore adesso dello sport inclusivo, abbiamo in collaborazione anche con Special Olympics, stiamo cercando di introdurre proprio a livello sociale, sia attraverso le scuole, sia attraverso altri mezzi, di promuovere lo sport inclusivo, per cui i ragazzi che hanno disabilità di qualsiasi tipo, sia mentale sia fisica, introdurli non più come sport integrato, cioè con dei campionati a parte, delle gare a parte, ma fare delle competizioni dove è tutto incluso, anche i ragazzi o diversi o speciali possono partecipare alle varie competizioni. Poi l'Oxen, sempre in Friuli, è molto presente per la formazione, perché uno dei compiti degli enti di promozione è anche la formazione, e quindi ogni anno formiamo più o meno 200 istruttori tecnici magari entreremo sportivi. nel dettaglio, in particolare nei vari corsi, Per spiegarvi no? cosa Certo. fa un ente di promozione, no? Perché alcuni... C'è un'entità che non capiscono molto cos'è, è molto attivo nel sociale, per cui in varie scuole, in 5 comprensori, mandiamo i nostri tecnici a fare attività motorie nelle scuole dell'infanzia, eccetera, eccetera. Poi entreremo nel dettaglio in particolare nei corsi, proprio per dare le informazioni Sì. ai nostri telespettatori. Invece volevo presentare la cooperativa di Premariaco, perché? Perché è una squadra che è stata fondata nel dicembre del 1990, sbaglio? Nel dicembre del 90. Ecco, fondata, tu sei uno dei fondatori, Aldo? Fondata io nel 1990 e siamo andati operativi nel 91. Però mi dicono che voi avete un gran passato nel Friuli Collinare a 11, dove siete stati nella massima serie. Sì, abbiamo vinto un campionato di prima categoria, siamo stati anche nella massima serie, anche in eccellenza. Sì. Quindi ottenendo anche buoni risultati. Qual è stato il segreto Sì. di questa squadra? Ma diciamo così, siamo partiti con un gran gruppo di amici di paese proprio, qua il presidente nuovo, il Braga, è un gruppo di amici dove mi è venuto l'idea a me così un po' di fare questa squadra amatoriale e da lì siamo partiti, praticamente era un gruppo di amici quasi tutti del paese.
over. Adesso voi invece giocate nel campionato Giancarlo Geretti over 40. Over 40. Purtroppo anche a noi ci vanno sugli anni. Beh, insomma, non buttatevi giù. Volevo andare dal presidente, invece, Saccavini, per presentare un po' anche la vostra rosa e cercare di capire quali sono praticamente, magari i giocatori che sono più rappresentativi per Premariacco. Beh, sicuramente abbiamo qui il capitano Braga Stefano, che è uno zoccolo duro della squadra e anche lui è un fondatore della squadra. E poi ci sono, diciamo, posso citare un Coccetta Diego, Donato Walter, c'è il mister che si dà tanto da fare e anche quello ha poco tempo, però quel poco tempo lo dedica abbastanza bene a noi, che è Michele Ivano, che è sempre di Premariacco. Vediamo se la regia è pronta. Volevo vedere le slide che fanno riferimento un po' ai vostri risultati e anche alla classifica, per capire un po' la vostra situazione attuale prima di entrare prima di parlare con Stefano. Ecco, questi sono i risultati della quinta giornata, che vi vede sconfitti contro Ziracco per 2-3. Vediamo se vediamo anche la classifica aggiornata. Cooperativa Premariacco a quota 5 punti, Ziracco quindi è al comando e siete quindi quarti in classifica attualmente. Abbiamo una partita in meno. Avete anche una partita, vedi Aldo come è preciso, avete anche una partita in meno. Il vostro cammino invece in questo campionato Geretti over 40, eccolo qui, avete appunto una gara in meno contro i Warriors. Sì. Però avete vinto poi contro Folgore, 2-2 contro Cerneglons, avete vinto contro Clim Assistance e avete perso appunto con Ziracco. Questa è la vostra situazione attuale. Contro Warriors perché non avete giocato? Per imprevedibilità dei campi. Ah, imprevedibilità dei campi. Ma è una situazione in classifica che ti soddisfa, Aldo? Diciamo, dovrebbe arrivare i primi 4 a fare il girone successivo. Non mi soddisfa, sinceramente non mi soddisfa, perché abbiamo una squadra che potrebbe fare molto di più. A livello di organico, proprio a livello di giocatori, di gruppo, potrebbe fare di più. Volevo chiedere a Stefano invece quali sono la vostra forza, le caratteristiche importanti invece della vostra squadra. Tu sei un zoccolo duro, come ha detto il presidente. Ma la vostra forza qual è? Può essere solo il gruppo. Poi c'è qualche individualità che merita, che sono venuti a giocare con noi. E quest'anno mi piacerebbe sottolineare che ci sono venuti dei giocatori esterni e sono venuti a cercarci per venire a giocare con noi, perciò l'impatto che noi diamo nel comune, nel circondario nostro, si vede che è buono, perché quando ci vengono a cercare vuol dire che qualcosa di buono c'è stato fatto. Presidente, ricordiamo che voi giocate nello stesso campo dell'Azzurra Premariacco. Sì, difatti. Presidente, lui o lui? Sono io, ma diciamo che Aldo ormai è sempre, sarà sempre, per sempre il nostro presidente, quindi non possiamo toglierlo sicuramente. Vai Aldo, tranquillo. Sì, giochiamo nel campo del Premariacco, dove è un bellissimo campo, una bellissima struttura, e colgo anche l'occasione per ringraziare la società che ci dà il permesso di poter usufruire di questo bel campo. Ecco. Siamo sempre stati in accordo, quindi speriamo che la cosa continui così in armonia. Stefano, com'è il tuo rapporto con gli arbitri? No, molto buono, perché io non sono una persona che è scattante o... Sì. Sì, buono. No, è un buon capitano, è un capitano vero. Anzi, sa dialogare con gli arbitri, non si arrabbia mai, è un vero buon capitano. Sì. No, è vero. Aldo, confermi? Sì, direi di sì. Coppa disciplina? Bene. Sì, bene. Sì. Ve lo chiedo perché adesso lanciamo una rubrica, quella dedicata appunto agli arbitri, e ogni settimana andiamo a conoscere proprio un fischietto nella rubrica Faccia d'arbitro. Ranieri, Beltrame, 55. Solo Lega Calcio, primo ero un giocatore. Calcio,
ciclismo e camminate. Collina, mi piaceva moltissimo Collina, come arbitrava. Forse diciamo la più è il Manziniel, quella che mi ha creato più problematiche. Ma per me amici. Alla pasta. Arbitrare la mia ex squadra. La prima partita. Se possibile mi segue. È un aiuto per le squadre. Potrebbe essere un aiuto anche per noi. Nessuno. Forse la schiettezza. Come sportivo mi piacerebbe Del Piero, perché è una persona, dal mio punto di vista, molto seria. Io sono una persona solare e cerco di essere onesto quando arbitro e nient'altro. Il triplice fischio dell'arbitro di oggi, noi ci separiamo per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta per Campioni di Passione, naturalmente andremo a conoscere ancora meglio questa squadra e non solo, perché ci sarà anche la rubrica Voci dei Campi, a tra poco. Eccoci qua di nuovo assieme ai Campioni di Passione, la trasmissione dedicata alla Lega Calcio Friuli Collinare. Ritornerei da Giuliano Clinori, che è presidente regionale e vicepresidente nazionale del Centro Sportivo Educativo Nazionale. Prima dicevamo che voi formate anche tecnici e dirigenti di varie discipline. Poi, quando escono dai vostri corsi, dove possono insegnare? Perché c'è una legislazione ben specifica in Italia, quindi chi può insegnare o nelle palestre o nei centri sportivi sono tre figure, una è il laureato in scienze motorie, un tecnico federale o un tecnico di enti di promozione. Allora solo questi tre possono avere titolo per poter andare a insegnare, ma anche nelle palestre, nel fitness, anche perché se non hanno uno di questi riconoscimenti non possono neanche usufruire non so, di percepire i famosi compensi fino a 7.500 esentasse sia da parte della società che da parte di chi riceve, e quindi deve avere un titolo riconosciuto o da un ente o da una federazione. E questo come dico, comporta i corsi che devono avere un determinato programma, devono essere almeno di 36 ore, sono corsi almeno, diciamo, in regione sono fatti molto bene, anche l'ultimo corso che era proprio di danza, per farvi un esempio, sono venute ragazze da Alessandria, da Torino, dall'Emilia, e quindi c'è l'esigenza perché anche il terzo settore, diciamo, quello non commerciale, no profit, ma dà la possibilità anche a molti ragazzi di trovare, non dico una seconda occupazione, ma trovare anche delle risorse facili, anche perché in grossa espansione sia il settore
diciamo, amatoriale, non finalizzato diciamo, a una carriera agonistica, ma solo per il benessere della persona fisica, e quindi chiaramente ci vogliono istruttori competenti anche quando hai a che fare con delle persone, devi sapere cosa fare, come muoverti, avere un po' di conoscenza sia a livello di fisiologia che di psicologia. L'accordo che avete stipulato con la Lega Calcio Friuli Collinare, che valore ha per l'Oxen regionale? Ma per me è un grosso valore, abbiamo dato carta bianca, visto l'esperienza che aveva la Lega Collinare con oltre 40 anni di storia, e quindi ho pensato che anche io non avevo niente da insegnare, per cui gli abbiamo dato a parte la responsabilità di tutto il settore del calcio regionale. E infatti la Lega si occupa, diciamo noi ci occupiamo con la Lega solo per la parte assicurativa, quando c'è l'infortunio, queste cose qui, perché ormai sono autonomi in tutto, avete sentito prima, sia come parte arbitrale, come parte anche di formazione. E quindi il nostro accordo, proprio sugli accordi, è stato dato anche perché, essendo un ente di promozione, abbiamo la possibilità di fare delle piccole variazioni ai regolamenti, molto puntato sulla parte etico-sportiva, cosa che a noi teniamo molto. Quindi, come dico, non avendo molto da insegnare io alla Lega, è stata una decisione che abbiamo tutti e due accettato di buon grado, penso, perché difatti in questi ultimi anni non abbiamo mai avuto nessun problema. Ritorniamo a parlare di calcio giocato con Cooperativa Premariacco. Dicono che gli over 40 quest'anno siano saliti a livello qualità tecnico-tattica, è così? Sì, perché nessuno gioca per perdere, anche negli over 40. Quindi tutti si attrezzano, tutti fanno anche allenamento durante la settimana, perché ormai con gli accordi con le società si riesce anche a fare allenamento, quindi di conseguenza il livello si alza. Io non so quanti anni abbia Stefano, non te lo chiedo in diretta, ma la Lega Calcio Friuli Collinare ha aperto una finestra anche al campionato over 50, quindi voglio dire, c'è anche una speranza di andare oltre ai 40. Tu come vedi questa iniziativa? Di continuare? Beh, è una bella iniziativa sicuramente, perché secondo me Cioè il calcio non ha età? Non è, bon, forse un po' l'età ce l'ha, perché, però finché c'è il fisico andare si su può un andare campo sportivo, ritrovarsi in 18, fare una partita, fare un allenamento durante la settimana, sono tutte cose che io penso facciano bene anche al fisico stesso, ti mantengono un po' più giovane, ti mantengono pronto. Perciò è una cosa bellissima, hanno fatto l'over 50, ben venga, se ci riusciamo andiamo a fare anche il 50. Giuseppe, invece che il Presidente, noi nella prima puntata abbiamo parlato con la squadra di Pozzuolo del fatto che a loro non servivano sponsor ma si autofinanziavano, proprio questa è la loro filosofia. Voi invece avete uno sponsor che vi sostiene. Noi diciamo, abbiamo lo sponsor della Cooperativa Premariacco, e qui anche ringrazio questo sponsor che diciamo ci paga l'iscrizione al campionato, ma come penso tutte le squadre che ci sono, anche noi per tutte le esigenze che servono alla squadra, per lavare le maglie, per fare questo, per fare quell'altro, ci autogestiamo, anche noi facciamo delle cene, facciamo delle feste, e quello che riusciamo lo facciamo solo in questa maniera, perché in questo momento è difficile trovare degli sponsor. Ecco. Ora andiamo a vedere un'altra rubrica, quella dedicata alle voci dei campi, poi ritorneremo in studio e vi chiederò la vostra opinione sul cartellino verde. Raffaele D'Andrea, gioco con il Jolly da 2 anni. Quest'anno la vostra partenza è in salita, avete fatto pochi punti anche se si sono visti sprazzi di bel gioco. Cosa vi aspettate da questo campionato? Sicuramente il progetto Jolly nasce per creare una squadra, per creare un gruppo. Caratteristica è che durante la partita ci sono rarissimi momenti in cui tra noi compagni ci prendiamo a male parole. Quindi ci aspettiamo di proseguire sulla traccia degli ultimi anni, creare un forte gruppo, cercando di giocare bene e di divertirci. La vostra rosa ha un'età media elevata. Come riuscite a rimanere in forma e a restare competitivi? Ci sono giocatori che effettivamente, nonostante l'età, riescono a correre per tutta la partita. Voglia, desiderio, passione e attenzione anche al fisico, a non esagerare, soprattutto conoscere i propri limiti. Ciao, io sono Livio Moratto, io nella Rivignanense sono ormai 17 anni. Siete una delle squadre più blasonate del campionato amatori. Qual è la ricetta vincente per rimanere sempre tra le più forti?
La ricetta vincente credo sia la voglia di divertirsi, la voglia di creare sempre un gruppo, visto che i giocatori cambiano spesso durante le annate ed è sempre difficile recuperare calciatori. Come Gianluca faccio parte della Rivignanense Calcio 5 da 17-18 anni, sono capitano anche perché sono il più anziano della squadra. Quali sono le persone maggiormente rappresentative della vostra associazione? Sicuramente anche il mio compagno qui presente, Livio Morato, che per anni è stato, diciamo, oltre che allenatore, dirigente e che ha dato continuità per molti anni, ha dato l'opportunità di dare continuità al lavoro della squadra, creata in precedenza anche da altri compagni che diamo un saluto e comunque sono sempre nei nostri pensieri. Sicuramente in questo momento il presidente Gobatto Luca, che anima importante nel mettere in moto la squadra per gli allenamenti, per i vari impegni societari, e comunque tutti i compagni sono parte di questo anche progetto, perché comunque abbiamo anche diversi compagni nuovi e noi vecchi, tra virgolette, abbiamo l'opportunità di trasmettere cose comunque semplici ma importanti per una squadra e per dare continuità ai giovani a proseguire sulla nostra strada. Eccoci qua, abbiamo visto il servizio, noi stavamo già parlando del cartellino verde, di questa novità tecnica che fa riferimento appunto alla Lega Calcio Friuli Collinare. Aldo, tu che sei tra i più esperti del settore. Io la vedo sotto questo punto di vista qua, che è giusto averlo negli over 40 e negli over 50, per un motivo semplice, che a 40 o 50 anni giocare con uno in meno, perché dà incandescenza, perché all'arbitro, perché bestemmia, e tutte queste cose qua, diciamo così, è giusto che il cartellino verde ci sia, perché può entrare un altro. Una sostituzione. Mentre non lo vedo giusto nelle categorie, nell'eccellenza o in prima categoria, perché è giusto che anche la società, diciamo così, a un ragazzo che sicuramente sono più giovani, abbiano, diciamo così, un po' di educazione in più, di non bestemmiare o di non offendere l'arbitro. E questo è giusto, è d'accordo anche Stefano da calciatore? Sì. Sì. Questo è il mio Ti è mai pensiero. capitato di ricevere un cartellino verde? No, ricevo pochi cartellini. Ricevi pochi cartellini, sei proprio buono. Sì, confermo. Bene, questo è un fattore positivo. Prossimo avversario e anche gli obiettivi stagionali. Allora, magari gli obiettivi stagionali li chiedo a Aldo. Gli obiettivi stagionali sicuramente bisogna passare il turno e arrivare tra i primi 4 per andare al turno successivo. Siete motivati? Cioè la squadra sa che... La squadra ha il potenziale per poterlo fare, ecco, quello sì. Anche il Presidente ne è convinto. Sì, direi Prossimo di avversario sì. alla portata, chi è? Prossimo avversario la Virtus Udine a Galeriano di Lestizia, ci rechiamo lunedì prossimo, e diciamo che può essere un avversario alla portata, anche se posso dire che quest'anno abbiamo allestito una squadra che possono essere tutti alla nostra portata, veramente. Stefano, tu da calciatore vai a cercare di conoscere l'avversario oppure vai in campo e lo affronti senza per forza avere una conoscenza dei singoli giocatori? No, cercare di conoscerlo no. Diciamo che ormai ci conosciamo quasi tutti, perché gira e volta sono sempre quelle, le squadre. Però se capita la squadra nuova l'affronti e fai il massimo per vincere. Certo. Andiamo invece da Clinori perché voi organizzate tante manifestazioni anche a livello, alla valenza europea, mondiale, cioè come riuscite ad organizzarli e quali sono i prossimi vostri impegni? Come riusciamo? Diciamo che in Friuli ci sono, io penso, tra i più grossi organizzatori che ci sono in Italia, grazie anche alle strutture che abbiamo, perché il Friuli è una delle regioni più attrezzate dal punto di vista sportivo in assoluto, diciamo, in Italia. E le manifestazioni andiamo anche su richiesta e su pressione proprio delle società. Adesso abbiamo un convegno sulla violenza sulle donne dato dalle nostre psicologhe, quelle delle arti marziali, che sarà a Basiliano, mi pare, a fine mese, lo trovate sul sito. Poi a febbraio avremo uno stage internazionale di arti marziali dove ci saranno 14 discipline, arrivano tecnici dalla Spagna, dal Belgio, ci sarà la controfigura di Steve Seagal che fa sull'Aikido,
anche dalla Francia, per cui docenti di rilevanza internazionale. E poi anche un grosso appuntamento, ormai è diventata l'FSB Show, che è l'11 e 12 marzo presso l'Interfiero a Udine, dove ci saranno più di 3.000 atleti, quasi 20 le discipline, e quindi ci sarà il campionato italiano di Wushu, il campionato italiano di Sandà, 3 campionati regionali, raduni, riunioni, uno stage di danza internazionale. Sì. E che noi dobbiamo seguire, avendo tanti numeri, chiaramente c'è molta richiesta e noi cerchiamo, dove possiamo, diciamo, appoggiamo la situazione o dal punto di vista tecnico, logistico, formativo, o addirittura organizziamo noi direttamente le prime Olimpiadi dei cani, sono state fatte a Lignano nel 2012, è venuta la Rossella Brescia, ed è la prima Olimpiadi al mondo, c'erano 12 discipline dove i cani provavano alle competizioni, c'erano diverse discipline, dal tiro al volo alla staffetta, ai tuffi, è stata una cosa bellissima, che è andata in diretta su tutte le TV nazionali, è andata su Rai 1, su Canale 5. Beh, magari quest'anno la seguiremo anche noi, dai. Beh, certo, allora, io ringrazio Giuseppe Clinori per essere stato in nostra compagnia, complimenti, in bocca al lupo per tutti i vostri impegni. Un grosso in bocca al lupo anche alla cooperativa Premariaco, io farò il tifo per voi, naturalmente, lo dico perché insomma vivo lì, quindi devo per forza fare il tifo per voi. Grazie ad Aldo Di Gaspero, a Giuseppe Saccavini e Stefano Braga. In bocca al lupo. Grazie per l'attenzione, noi ci vediamo alla prossima puntata di Campioni di Passione. Alla prossima.